una giornata di condivisione con l'arte, con il linguaggio del video, una scuola che trova nel fare fatto il senso. E oggi anche questo processo artistico ha restituito al mondo della scuola un momento emozionale e anche di visione del futuro e di riappropriazione dei valori dell'essere essenza. In una società contemporanea dove tutto è asservito all'apparire, oggi questi corti, i contenuti di questi corti hanno restituito il senso del valore di una nuova generazione che ha bisogno di formazione e di educazione alla bellezza. E poi sono doppiamente emozionato perché consegnare il primo premio al liceo artistico Angelo Musco, una scuola di eccellenza dove a Librino mi lega il cuore di quella nostra memoria di dirigenza che non deve mai scomparire, perché la nostra Cristina Cascio è sempre nel cuore ed è la testimonianza di quell'impegno civile anche in nome della scuola, dell'istruzione, in un luogo di mancamento dove anche la continuità con la nuova dirigenza, ecco, sta affermando più che mai come un liceo artistico con tutte le sue discipline può sicuramente restituire al quartiere la visione di un'educazione alla bellezza che io ho anche affermato col processo condiviso della Porta alle Farfalle. Ecco, oggi mi fa piacere vedere la testimonianza e il premio di questo corto del liceo artistico Angelo Musco, che rappresenta un degrado, che rappresenta un abbandono, che rappresenta un mancamento. Ecco, dall'altra parte, ecco, pensare che gli stessi ragazzi hanno l'opportunità non solo di denunciare quello che manca, ma anche di produrre bellezza, come è stata con l'ultima opera che abbiamo fatto della Porta alle Farfalle, un'opera condivisa con 20.000 persone del quartiere, è sicuramente un momento di gioia. Da una parte ci può essere quel male, quell'abbandono, quel mancamento, ma dall'altra parte, come una bilancia universale, si riappropria la bellezza con la coralità di un costruire bellezza e soprattutto di consegnarla al futuro. Auguri ai ragazzi della scuola Angelo Musco, siete sempre nel mio cuore e speriamo sempre di condividere momenti di crescita e di visione del futuro. Auguri.